Siamo qui quest'oggi per ricordare questo appuntamento perché? Perché è un appuntamento particolare. Voi pensate, noi siamo in mezzo ai salami e ai salumi perché oggi si ricorda qualcosa, no? Sì, oggi ricordiamo ovviamente mio padre, Pieri Gortana, e infatti questo si chiama il Posto di Pieri, come potete vedere qua nella maglietta, ed è un evento che è stato avviato dal papà assieme agli amici ancora circa 23 anni fa. Papà è morto nel 2010, per cui noi da quell'anno la portiamo avanti col nome Porcel di Pieri, che è un nome che gli abbiamo dato noi dopo la sua morte per ricordarlo appunto. Senti, continuare, no? A portare avanti tradizioni in tempi particolari, dove è sempre più difficile riuscire a fare sociale. È molto difficile, ma ti dirò che abbiamo avuto un'ottima risposta e la gente viene a frotte, come hai potuto vedere abbiamo avuto circa 500 persone anche oggi. Ovviamente quando c'è da mangiare e da bere e bel tempo la gente non si spreca, quindi siamo molto contenti e non abbiamo dovuto neanche pubblicizzare più di tanto. La finalità di questo evento, cioè non è solo si dà anche qualcosa, no? Alla fine, no? E diciamo che più un messaggio, si cerca di dare un messaggio, si cerca di far riscoprire alle persone alcuni valori che sono andati un pochino persi, lo stare assieme al di là dei lavori che si fanno, delle compagnie che si frequentano, e infatti possiamo vedere molte persone diverse, molte persone che hanno stili di vita diversi, tutte assieme che ridono, sorridono, bevono, mangiano e la facciamo ovviamente un po' per i clienti, un po' per gli amici, ma soprattutto appunto come dicevo prima per ricordare il papà, quindi la maggior parte sono amici che hanno conosciuto il papà, che l'hanno vissuto o figli di amici che vogliono ricordarlo in quanto se lo ricordano da quando erano piccoli. Si chiude il 2018, si apre già l'edizione del 2019. 2019 vi aspettiamo qua, sempre l'ultima domenica di gennaio come ogni anno, pronti per voi. Perché funziona questa festa? Questa festa funziona perché nel cielo c'è Piero che ci guarda dall'alto, guarda ogni volta, ogni anno c'è il sole, ci sarà un perché, no? Siamo a gennaio, a questo punto